Mi chiamo Luca Taddio, insegno estetica presso l'Università di Udine. Qui in questi ultimi 12 anni abbiamo realizzato oltre 800 incontri, una media di 70 incontri l'anno grazie al Festival Mimesis e al premio Udine Filosofia. Qui è nato anche il primo master in filosofia del digitale e a partire da questa esperienza abbiamo dato vita al corso di laurea in filosofia e trasformazione digitale. Non è soltanto un percorso di istruzione universitaria, è una vera e propria scommessa, un progetto culturale che l'Università di Udine, fra le prime, se non la prima in Italia in realtà, ha cercato di portare avanti. La scommessa qual è? Vedere quello che è un cambiamento epocale. La nostra epoca si trasforma, non è più quella di 20, 30, 40 anni fa, è qualcosa di diverso. A cambiare è la trasformazione digitale, iniziata già da qualche decennio, ma che oggi sta portando la sua accelerazione vera e propria. Cosa cambia? Cambia il modo di rapportarsi agli altri, a noi stessi, la società. Il digitale cambia, trasforma, non ci sono più centri ma solo periferie. Una rete in cui ci si muove e in cui si cerca di capire da che parte andare. Il corso in filosofia e trasformazione digitale a Udine offre una solida formazione filosofica con un innesto riguardante le nuove tecnologie digitali. Non si tratta di rendere i filosofi ingegneri, ma di rendere i filosofi consapevoli del mondo nel quale si calano e nel quale dovranno lavorare, pensare e riflettere. È un progetto interessante, è un progetto che consiglio, è un progetto utile per chi vuole vedere ed essere all'altezza delle trasformazioni del proprio presente. Grazie. Diciamo, quando ricevo un premio mi chiedo sempre se l'ho meritato. Dopo aver ascoltato tutte queste parole così precise, mi sono fatto l'idea che forse in questo caso sì. Allora, vedo molti giovani, sono molto contento che ci siano molti giovani. Io farò una lezione, diciamo, non accademica, considerata la platea. Tanto per me Sartre è il nome innanzitutto di un incontro. Io avevo 16 anni, più o meno la vostra età, forse un po' meno, un po' di più, non so, quando lessi per la prima volta La nausea, romanzo di Sartre, e quello fu uno di quegli incontri che noi facciamo attraverso i libri che ha cambiato direzione della mia vita. Un libro può, come un maestro può, come un amore può, cambiare la direzione della nostra vita. Poi ritrovai Sartre in università attraverso la potente voce di un mio maestro, Franco Fergnani, che mi aiutò a entrare nell'opera di Sartre e da allora, avevo 20 anni, il mio colloquio continuo con questo filosofo, scrittore, uomo di cultura, che è stata una delle grandi figure del Novecento, è continuato ininterrotto fino ad oggi che ho 60 anni. Allora, evocava Silvia giustamente la parola libertà. E la domanda fondamentale che Sartre si pone è la domanda che tutti noi ci poniamo. Che cosa è un uomo? Che cosa è una vita umana? Che cosa fabbrica, che cosa dà forma alla vita dell'uomo? Allora, una prima risposta che Sartre dà in una opera ponderosa titolata L'essere e il nulla e pubblicata in piena Seconda Guerra Mondiale, siamo nel 1942, e anche in un'opera successiva che vi consiglio di leggere, a voi giovani soprattutto, un'opera semplice perché è una conferenza tenuta in un caffè a Parigi, all'indomani della fine della Seconda Guerra Mondiale, siamo nel 1946. Ecco, se noi prendiamo queste due opere e un po' forzatamente distilliamo la loro tesi fondamentale, la risposta alla domanda che cos'è un uomo? Che cosa fa l'essenza di un uomo? La risposta che Sartre dà è il fatto che l'uomo è libertà.
che la libertà definisce, diciamo così, la qualità fondamentale della vita umana, differenziandola dalla vita delle cose. La vita delle cose è una semplice presenza, dice il grande maestro di Sartre, Heidegger. La vita delle cose è un pieno, è un in sé, è un essere immoto. La vita umana invece assomiglia piuttosto a un vuoto dinamico. La vita umana non è semplicemente quello che è, noi non siamo semplicemente quello che siamo, come un bicchiere è un bicchiere. Noi siamo costantemente impegnati nei nostri progetti, nei nostri desideri, nel nostro slancio vitale. Noi siamo quell'essere che non è ciò che è, ma che è ciò che non è, dice in una formula aforismatica Sartre nell'essere il nulla. Vuol dire che noi siamo la nostra libertà. Allora, alla domanda che cos'è un uomo è la sua libertà. Significa, traduciamolo ancora, che noi siamo esattamente quello che facciamo. Se io voglio sapere chi è Proust, si chiede Sartre in quella conferenza che ho citato, in che cosa consiste il genio di Proust, la risposta che si dà a Sartre è le opere di Proust. Per conoscere il genio di Proust bisogna leggere le opere di Proust. Proust è tutto nelle sue opere, noi siamo tutti in ciò che facciamo. Questa è una idea dell'umano che implica una conseguenza filosofica enorme, che è la formula che definisce la filosofia più conosciuta di Sartre, quella che deriva direttamente da Essere Tempo di Heidegger, e cioè che l'esistenza precede l'essenza, che è una tesi apparentemente forse oscura ma semplicissima. L'esistenza viene prima dell'essenza. Che cosa vuol dire? Che non esiste un'essenza universale che chiamiamo uomo. Non esiste l'umanità nella sua significazione universale. Un artigiano, quando costruisce un tavolo, ha un modello, l'idea del tavolo. È un fondamento platonico, se volete, dell'artigianato, no? C'è un'idea di tavolo e c'è la costruzione del tavolo che assume l'idea di tavolo come suo modello. Quando costruisco un tavolo porto con me un'essenza tavolo che precede l'esistenza fisica del tavolo. E dunque l'essenza precede l'esistenza. Se io dico esiste una natura umana, se io dicessi esiste una natura umana, in quel caso l'essenza natura umana precede l'esistenza. Sartre nega l'esistenza di una natura umana, di un'essenza umana. E dunque l'esistenza da cosa si giudica? Non dalla sua essenza, da qualcosa che precede l'esistenza, ma dall'esistenza stessa. Chi sono io? Io sono quello che faccio, io sono i miei atti, io sono le mie iniziative, io sono le mie opere, le più piccole, le più grandi. Noi siamo quello che facciamo, noi siamo la libertà delle nostre iniziative, la libertà dei nostri atti. E in questo senso allora la vita umana è diversa dalla vita del tavolo, dalla vita del bicchiere. La nostra vita non è semplicemente quella che è, ma è un progetto proprio nel senso del gettarsi oltre se stessa. Sein können, dice Heidegger, un poter essere. Noi siamo impegnati nel futuro, non siamo semplicemente ciò che siamo, noi siamo avant à soi-même. Non coincidiamo con noi stessi, siamo sempre altrove, siamo un essere delle lontananze, dice Heidegger, no? Noi siamo già nel nostro avvenire, io sono qui, ma sono anche fuori di qui, altrove che da qui, sono nei miei progetti, nei miei atti futuri, in quello che io desidero di me, nel futuro di me, nell'avvenire di me. Io sono un essere delle lontananze, sono libertà.
sono libertà. Allora per questo Sartre dice la libertà in quel tempo, siamo nel tempo degli anni 40, per Sartre la libertà è un incondizionato, l'essere umano è libertà e l'essere umano assomiglia, considerate bene queste immagini, a un motoscafo, dice Sartre, che si slancia sulle acque, che decolla sulle acque, assomiglia ad un cavallo al galoppo, proprio dall'idea della forza impetuosa della libertà, assomiglia ad una freccia scoccata. Noi siamo questa freccia, saremmo questo cavallo, saremmo questo motoscafo, la potenza trascendente della libertà. E poi, già mentre Sartre dice questo, introduce degli elementi che problematizzano questa rappresentazione della libertà. Quando, per esempio, già nell'essere il nulla ci dice una cosa che ci colpisce profondamente e che entra in una tensione contraddittoria con questa rappresentazione della libertà come slancio trascendente, come appunto trascendenza. Il cavallo che galoppa, il motoscafo che sfreccia sulle acque del lago, la freccia che attraversa il vuoto, potente. No, prima osservazione critica. Ma veramente noi saremmo nella libertà liberi? Oppure non dovremmo constatare tutti noi che non siamo liberi di essere liberi, cioè che la libertà è una imposizione, che noi siamo costretti ad essere liberi, che la libertà è una specie di condanna che noi non possiamo evitare? Nessuno di noi può evitare di essere libero. Primo paradosso della libertà, e dunque la libertà non è solo la forma di una trascendenza, ma anche la forma di una costrizione. Nessuno di noi può non essere libero. E dunque anche se io scegliessi, per esempio, di non scegliere, scegliessi di scegliere l'obbedienza piuttosto della libertà, scegliessi di scegliere la servitù piuttosto che la libertà, scegliessi di rifiutare la libertà, scegliessi la prigionia rispetto alla libertà, quello che io scelgo è una manifestazione della mia libertà. La giovane ragazza, dice Sartre, invitata dal suo spasimante al primo appuntamento, nell'imbarazzo della scena che dobbiamo immaginare in un caffè parigino, quando lui le prende la mano e lei si trova di fronte ad una scelta. Tolgo la mano, stringo la mano o lascio la mano morta, come se non fosse mia. Osservazione di Sartre: qualunque di queste tre scelte, tolgo la mano, stringo la mano, abbandono la mia mano nella sua mano, qualunque di queste scelte, anche quella di abbandonare la mia mano come mano morta nella sua mano, sono manifestazioni della libertà. Io non posso non essere libero. La libertà non è una scelta. La libertà è una condizione ontologica dell'esistenza umana che non può non essere libera. E dunque anche quando sceglie contro la libertà, compie una scelta di libertà. Per questo Sartre dice: noi siamo condannati ad essere liberi. Ora, è chiaro che questa seconda osservazione problematizza la tesi di partenza, il motoscafo, il cavallo, la freccia. Ma il vero passaggio oltre questo orizzonte, e il Sartre che a me è più caro, quello che mi interessa di più, è quello che mette a luce la dimensione dell'infanzia, che è una categoria, diciamo, molto presente in Sartre, ma che non è mai stata messa in valore, diciamo, in modo profondo. Allora, pensiamoci bene, noi abbiamo detto che noi siamo liberi, che noi siamo liberi anche se non siamo padroni della nostra libertà, che la libertà è una condanna che ci determina, noi non possiamo non essere se non obbligati ad essere nella libertà, abbiamo detto questo. E a quel punto Sartre dice in modo paradossale nell'essere il nulla: tutti noi abbiamo scelto di essere nati
addirittura. Tutti noi scegliamo la nostra nascita, che è paradossale, no? Nessuno di noi ha scelto di nascere, ma Sartre ci dice nella misura in cui noi siamo al mondo, siamo obbligati ad aver scelto la nostra nascita, sebbene nessuno di noi ha potuto scegliere la nostra nascita. Ma il Sartre, qui vi voglio far vedere alcune cose adesso, che un altro Sartre dice, in realtà nessuno di noi ha scelto la nostra nascita, non solo. Nessuno di noi ha scelto, attenzione, il tempo della nostra nascita. Nessuno di noi ha scelto i suoi genitori, nessuno di noi ha scelto dove nascere, con quale corpo nascere, in quale circostanze storiche, culturali nascere, quale lingua parlare, che nome avere. Il nostro nome che definisce la nostra esistenza singolare, no? Nessuna lingua straniera può tradurre il nome proprio, in teoria. Il nome proprio è l'intraducibile che definisce la singolarità di un'esistenza. Il nostro nome proprio, come io mi chiamo, non è stato dato da me stesso, è ricevuto dall'altro. Significa che noi nasciamo appesi all'altro, cioè nasciamo già svuotati della nostra libertà. Jacques Lacan definisce il tempo della nascita, in una bella immagine, una costellazione fatidica. Cosa vuol dire? Che esiste un fato che implica il tempo della nostra nascita, di cui noi non siamo padroni. Certamente il fato, quello di cui Sofocle parla a proposito di Edipo, ma ciascuno di noi porta con sé un fato. Sono il primogenito, il figlio più desiderato. Sono il quartogenito, il figlio che non doveva nascere. Sono maschio, i miei genitori volevano una femmina. Sono femmina, i miei genitori volevano un maschio. Porto con me, su di me, il nome Renato, che è il nome del papà di mia madre, morto qualche mese prima che io nascessi. Dunque io sono Renato, il re che nasce una seconda volta, come re era il padre di mia madre che portava nel suo nome Renato, un re rinato. È il mio destino. Porto il nome Felice. Pensate, uno che si chiama Felice ha una responsabilità, quella di non essere triste. Porto il nome di un imperatore e sono nato esausto, senza risorse, senza forze, destinato a morire, e ho ricevuto il battesimo e l'estrema unzione nello stesso tempo, eppure avevo il nome di un imperatore. Ciascuno di noi porta, dice Lacan, nel proprio nome proprio la costellazione fatidica della sua nascita. Dov'è la libertà? Non c'è libertà. Pensateci bene, dov'è la libertà? Sartre se lo chiede, dov'è la libertà nell'infanzia? Nell'infanzia non c'è libertà, nessuno di noi può esistere senza aver avuto un'infanzia. L'infanzia è il nome di una coartazione, non è il nome di una liberazione. Sartre lo dice bene, permettetemi solo di citarvi questo passo. Dice, il bambino, ogni bambino, sto citando dai Quaderni per una morale, che è un'opera successiva all'Essere il nulla, il bambino è inizialmente, pensate bene, il bambino, ogni bambino, quindi il bambino che noi siamo stati, è inizialmente oggetto. Cominciamo sempre con l'essere bambini, cioè con l'essere oggetti. Siamo bambini prima di essere uomini. Che significa? Cominciamo a vivere
essendo oggetti. Noi cominciamo la vita senza avere possibilità proprie. Noi siamo, sentite bene qui, proprio preciso, no? Noi siamo, in quanto bambini, sempre presi, portati, abbiamo l'avvenire degli altri. Dov'è la libertà? Io ho l'avvenire di mia madre, che voleva che io fossi un imperatore, e ha avuto un coniglio che rischiava di morire appena nato col primo respiro. L'avvenire dei genitori determina il nostro avvenire. Le loro attese immaginarie su quello che noi dovremmo essere nella nostra vita consegnano alla nostra vita una specie di destino. Lo dice molto bene Sartre nel grande saggio, 1.000.000 di pagine dedicate a Flaubert. I genitori hanno sempre dei progetti sui loro figli, lo sto citando, e dunque i figli hanno sempre destini infelici. Allora, i genitori si aspettano qualcosa da noi, imprimono su di noi il loro desiderio, e questa è una prima forma di eredità che ci pone nella condizione dell'oggetto e non del soggetto. Lacan usa un'espressione molto bella, un neologismo, una parola che non esiste nel dizionario francese, per dire bene questa condizione di oggetto in cui ogni bambino è. Ogni bambino è oggetto nella misura in cui, quando nasce, dipende dall'esistenza dell'altro, non ha autonomia, non ha libertà, è solo un grido. Ogni bambino è un grido appeso alla risposta dell'altro. Ogni bambino, dice Freud, è gettato nella sua inermità, è abbandonato alla sua esistenza, ha bisogno di un altro che si prenda cura di questo oggetto. Lacan usa questa parola per definire la posizione del soggetto all'inizio della vita, cioè quando inizia come oggetto, a sujet. A sujet, in italiano noi possiamo tradurre questa parola con a soggetto, che vuol dire assoggettato, ma anche a privativo, senza soggettività. A soggetto è un oggetto. Noi nasciamo così. La nostra vocazione, il nostro desiderio è quello dell'altro, coincide con quello dell'altro. È quello che noi vediamo come psicanalisti ogni volta che comincia un'analisi, con ogni soggetto, femmina, maschio, anziano, giovane, bambino, adolescente, tutti, quando parlano all'analista, per parlare di se stessi, parlano dell'altro. Mia madre voleva l'imperatore, mio padre mi ha chiamato Renato, mia moglie, mia sorella, mio fratello, mio figlio. Per parlare di noi stessi noi dobbiamo parlare sempre dell'altro. Ma dunque noi nasciamo come oggetti, noi siamo oggetti nelle mani dell'altro. E quindi quando noi diciamo, ma allora quali sono i nostri desideri? Cosa desidero io? Qual è il mio desiderio se io porto con me, come scrive Sartre, l'avvenire degli altri? Se io sono portato, dice, come un vaso di geranio, è un'altra immagine che ci dà Sartre, dal desiderio dei miei genitori. Se è il desiderio dei miei genitori che dice a me cosa devo desiderare, e ciascuno di noi si è trovato in questo crocevia, tra il proprio desiderio che ancora non ha forma e il desiderio dei genitori che dà forma al mio desiderio. Sentite questa seconda e ultima citazione di Sartre, molto bella. Si trova nelle parole che l'autobiografia di Sartre che gli darà il premio Nobel alla letteratura. Dice, ecco, se ascoltate bene questa frase, in questa frase c'è tutto il paradosso di cui stiamo parlando. C'è tutto il paradosso di cui stiamo parlando, e allora siccome voglio leggervela bene devo cambiare gli occhiali, e dice, allora lui sta parlando di sé come scrittore, Sentite bene cosa dice. Non avevo scelto,
abbiamo parlato di libertà all'inizio, non avevo scelto la mia vocazione. Altri me l'avevano imposta. In effetti non c'era stato niente, parole buttate lì con leggerezza da una vecchia signora e il machiavellismo dello zio Charles, ma bastava che io fossi convinto. Attenzione, le persone grandi, cioè gli adulti, le persone grandi, sistemate nella mia anima, indicavano con il loro dito la mia stella. Indicavano col loro dito la mia stella. Cioè i suoi parenti, Sartre ha perso il padre precocissimamente, i suoi parenti indicano col loro dito qual è la stella che aspira il desiderio del giovane Sartre. E così siamo tutti noi. Sono gli altri che originariamente ci dicono qual è la stella del nostro desiderio. Ci vuole dunque un secondo tempo, un tempo in cui noi facciamo nostro il destino che gli altri ci hanno imposto, in cui noi soggettiviamo la condizione primaria, originaria di assoggettamento, in cui noi passiamo dalla passività dell'oggetto all'attività del soggetto. Ci vuole un secondo tempo, Sartre lo chiama in tanti modi, personalisation, reprise, personalizzazione, ripresa, movimento attraverso cui noi ritorniamo all'infanzia, ma non come a un tempo che ha le spalle del nostro tempo, ma come qualcosa a cui noi siamo obbligati costantemente a tornare, come qualcosa di vivo, di sempre presente, insuperabile, oscura, opaca profondità, dice Sartre, inassimilabile, qualcosa di inassimilabile che ci spinge sempre lì, ritorniamo lì per andare avanti. L'infanzia è qualcosa che ci chiama costantemente nel corso della nostra vita e la nostra vita ritorna sempre sugli stessi punti che si sono sedimentati nel tempo dell'infanzia. Voglio farvi un esempio che è un esempio a cui Sartre dedica 1000 pagine per fare questo esempio, in un'opera tra le più straordinarie del Novecento, 1972, L'idiota della famiglia, il grande saggio su Flaubert, di cui ho curato la più recente edizione in italiano 3 anni fa per Il Saggiatore, un'opera scomparsa dal dibattito filosofico, un'opera di straordinaria bellezza, anche letteraria. Gustave Flaubert, Gustave bambino, immaginiamocelo. Gustave. Costellazione fatidica di Gustave nasce secondo tra un fratello maggiore e una sorella minore. Fratello maggiore si chiama Achille, lo stesso nome del padre. Il suo destino è segnato dall'inizio. Il padre ha bisogno di un clone. Il padre, chirurgo, grande intellettuale, uomo di scienza, vuole che il primogenito gli assomigli e porti avanti la sua missione. Achille obbedisce, diventerà chirurgo, uomo di scienza e con fatalmente meno talento del padre. Le coppie sono sempre più sbiadite del modello. Ma questo è il destino di Achille. Il destino di Achille è già segnato: prendere il posto del padre, prolungare la stirpe dei Flaubert. In alcune pagine meravigliose Sartre descrive la morte del padre sotto i ferri di Achille. Achille diventa chirurgo, è appena laureato, il padre ha una malattia abbastanza semplice che si tratta di operare alla coscia. Chi lo opera? Il padre dice: tu mi opererai, tu che sei il mio primogenito, candidato a prendere il mio posto. E il figlio prenderà il suo posto, lo ammazza sotto i ferri. Sbaglia l'operazione, trasfusione di sangue.
identificazione che in modo drammatico si completa. Da lì in avanti il figlio indosserà gli abiti del padre, lo descrive Flaubert in Madame Bovary, nella figura del medico di città che col suo calesse e con la sua pelliccia arriva nel paesino di provincia a sottoporre a operazioni improbabili i poveretti del paese. Abbiamo un fallimento radicale dell'eredità, il figlio clona il padre, primogenito. Terzagenita, la figlia Louise, la madre da sempre non voleva altro che una figlia. Ha sempre e solo desiderato una figlia, perché la sua storia, la sua costellazione fatidica consiste nel fatto che venendo al mondo, la madre di Flaubert, ha dato la morte a sua madre che muore nel corso del parto. Dunque questa madre ha bisogno di riscatto e cerca una figlia, fa Achille Junior e lo dà al proprio marito, lo accontenta, l'ho fatto per te, è tuo. Ma cerca il riscatto, cerca una figlia e dopo la nascita del figlio, del primogenito, ha altri aborti, bambini nati morti e finalmente resta incinta e porta la gravidanza a termine normalmente e pensa tra sé e sé, Sartre lo ricostruisce in modo veramente mirabile, finalmente arriverà una figlia. E finalmente io riuscirò a superare la colpa che trascino da tutta una vita per aver ucciso mia madre al tempo della mia nascita. E chi nasce? Tra il genio del primo figlio e la figlia attesa nasce il piccolo, maledetto, intruso, inatteso, non desiderato Gustave. Figlio di nessuno. La madre lo ignora, lo accudisce, ma subito si mette al lavoro per avere nel più breve tempo possibile la figlia che cerca e ce l'avrà. Nasce Louise. Allora abbiamo il campione, il primogenito assorbito dal padre, la figlia, l'oggetto che compensa il lutto impossibile di questa donna, assorbita dalla madre, in mezzo costellazione fatidica. Un fungo gonfio di noia, dice di sé, a 17 anni il piccolo Gustave, un bambino considerato dalla famiglia un ritardato, débile. A 8 anni non sapeva né leggere, non sapeva parlare, sapeva leggere, non sapeva parlare, era considerato l'idiota della famiglia, è il titolo dell'opera. Lo zio lo prendeva in giro, gli diceva Gustave, vai in cucina a vedere se ci sono. Gustave andava in cucina e tornava, non ci sei. Questo è Gustave Flaubert. Malvissé, mal avvitato nel luogo dell'altro. Il desiderio del padre è tutto assorbito nel primogenito, il desiderio della madre è tutta assorbita nella terzagenita. Per Gustave nulla. La sua idiozia è un modo per separarsi da una famiglia che non gli fa posto. Lo descrivono come un bambino perduto nel suo mondo, nelle sue bêtise, nelle sue abitudini, nelle sue estasi. Un bambino che si confonde con la natura, considerato una sorta di animale da addestramento, da appartamento, appunto uno scarto. Un bambino insufficiente, un bambino in fuga, un idiota. Quale libertà ha Gustave? Nessuna, quella di essere destinato ad essere un idiota. Ma allora cos'è la libertà? Precisa Sartre. La libertà che ci insegna la storia di Gustave Flaubert è la possibilità che ciascuno di noi ha sempre di fare qualcosa di quello che gli altri hanno fatto di lui. Un petit décalage, un piccolo scarto, una torsione
che consente a ciascuno di noi, all'imperatore, a Renato, a Gustave, a Charles Baudelaire, a Tintoretto, sono grandi autori cui Sartre applica questo pensiero, consente a tutti noi di fare qualcosa di quello che l'altro ha fatto di noi. Ma allora il genio è l'emancipazione del bambino, scusate, il genio sarebbe l'emancipazione dall'essere idiota? Allora dobbiamo pensare che prima c'è l'idiota e poi c'è il genio che supera l'idiota? Come in Genet, prima c'è il ladro, piccolo Genet, a 10 anni la madre adottiva gli dice tu sei un ladro. E questa parola lo crivella e si incide come un'impronta nel suo inconscio. Tu sei un ladro. E tutta la vita di Genet è ispirata da questa pietrificazione, da questa identificazione. Sono un ladro, sono un escremento, sono uno scarto, sono un criminale, sono il male. E ecco che però Genet diventa un poeta. Era un ladro, un escremento, un criminale, uno scarto, e diventa un poeta. Allora dobbiamo pensare che il poeta è l'emancipazione dal ladro, il genio è l'emancipazione dall'idiota? Ecco la grande tesi di Sartre. No, non stanno così le cose. Il genio è la radicalizzazione dell'idiota. Il poeta è la radicalizzazione del ladro. Cioè, cosa fa Flaubert? Rimaniamo su Flaubert un momento e vi spiego bene questo punto. Il bambino è perso nel suo mondo, immerso nella natura, nella contemplazione, fungo gonfio di noia. Si stacca dal mondo per proteggersi da un desiderio che lo ha rifiutato. Ma questo suo staccarsi dal mondo, questo suo perdersi nella natura, nelle sue estasi, diventerà il fondamento della letteratura di Flaubert, il fondamento della sua arte. Essere un artista è non emanciparsi da quelle estasi, ma realizzare quelle estasi. È la grande idea flaubertiana dell'arte come antimondo, dell'arte per l'arte, della bellezza come esorcismo del mondo. E allora qui abbiamo non tanto il genio che oltrepassa l'idiota, ma il genio come possibilità nuova, inaudita, impensata dell'idiota. Non so se è chiaro, ma questo è il punto centrale. Allora, voglio citare, e vado alla conclusione, una formula di Lacan che dice, apparentemente oscura, noi non siamo poeti. Noi tutti, prima di essere poeti, siamo poemi. L'essere umano non nasce come poeta, nasce come poema. Che cosa vuol dire? Vuol dire, noi non siamo gli autori della nostra poesia. Noi siamo poemi scritti da altri. Noi nasciamo portando sul nostro capo, sulla nostra nuca rasata, come dice Lacan, la scrittura dell'altro, Renato, Massimo, Gustave. Ciascuno di noi è scritto dall'altro, ciascuno di noi è un poema. Il poema precede il poeta. Qual è il nostro compito nella nostra libertà condizionata, predestinata, nella nostra libertà che non è più la libertà del motoscafo, del cavallo, della freccia, ma è una libertà insabbiata, è una libertà che implica sempre una necessità profonda, una passività profonda. Noi possiamo fare del poema che l'altro ha scritto una poesia, e la poesia viene dopo il poema. Quando Flaubert decide di votarsi alla scrittura, alla letteratura, quando scrive Madame Bovary, è poeta.
ma è poeta solo perché è stato quel poema. E quando Genet diventa un autore amato, letto, studiato, lui, pederasta, omosessuale, criminale, ladro, membro della legione straniera, vagabondo, lui che diventa da ladro poeta. Ebbene, quando lui diventa poeta, è il poeta che rivendica la stortura, rivendica l'irregolarità della vita rispetto al mondo ovattato e falso, ipocrita, dei giusti. Resta ladro diventando poeta. Gustave resta idiota diventando genio. È il mio augurio. Grazie.